e diamo il benvenuto al secondo ospite di quest'oggi per la prima volta, peraltro in diretta con noi. Abbiamo con noi Francesco Comauli, spero di aver pronunciato bene il cognome. Benvenuto Francesco. Ciao. E anche lui protagonista, insomma, lui è diciamo un po' l'organizzatore, colui che si occupa di questo importante progetto. Magari avete visto anche dei grandi manifesti appesi in giro per la città, che avrà luogo sabato al centro congressi di Trieste. E ovviamente Francesco è un autorevole esponente del Movimento 5 Stelle a Trieste, ovviamente della sezione giovani e non solo, però questo evento è un evento particolare perché penso sia il primo del suo genere a Trieste. Benvenuto Francesco, di cosa si tratta? Grazie Luca per l'ospitata e spero che l'audio sia pulito in questo momento. Parliamo di Nova. Nova è uno spazio aperto a tutte le cittadine e cittadini che vogliono dare un contributo di idee per cambiare il paese, partecipando alla costruzione del programma di un governo progressista. E come hai detto prima, è la prima volta in Italia che un programma di governo non viene scritto nelle stanze dei partiti, ma viene costruito ascoltando le persone dei loro territori. Nova è un evento distribuito, prevede più di 100 spazi di confronto in ogni provincia d'Italia, 102 per essere esatti, e si fonda su una metodologia, su un metodo di lavoro strutturato e innovativo chiamato Open Space Technology. È un approccio partecipativo che consente anche a gruppi numerosi di affrontare temi complessi in modo aperto, collaborativo e orientato ai risultati. A guidare questo percorso c'è una domanda chiave che deve essere quella che ci si pone e a cui bisogna dare risposta. Cosa deve fare il governo della coalizione progressista nei prossimi 5 anni per migliorare concretamente la vita delle italiane e degli italiani? Questo deve essere il focus di un governo progressista e bisogna andare a concretizzare realmente quelle che sono soluzioni che vanno incontro alle necessità reali dell'Italia. Quale sarà... Sì, prego Luca. Sì, sì, no, dicevo di quello che leggevo sarà diciamo limitato a 100 persone. Come mai questo numero? Allora, il numero è dovuto semplicemente a una questione logistica. Sono gli Ah, spazi del luogo che siamo riusciti a individuare. pensavo che Ovviamente, faceva parte di questo sistema scientifico e ci vuole allora, il 100. sistema prevede, diciamo, possibilità anche di estendersi. Ti faccio un esempio concreto. Per imparare anche a condurre questo evento, noi del team di Trieste, assieme ai team di altre 100 regioni, siamo andati a Roma a sperimentare sulla nostra pelle come funziona questa metodologia ed eravamo in più di 500. Quindi si riesce anche in 500 persone. Noi siamo invece 100 come limite perché è un parametro in base a una statistica su quelle che potevano essere gli ospiti che avrebbero partecipato, aderito a questa iniziativa. Ovviamente dovesse esserci stato un maggiore riscontro, avremmo provveduto a ampliare gli spazi e a Eh, trovare una soluzione più ampia. chi decide di partecipare, cosa deve aspettarsi? Cosa deve portarsi con sé? Deve prepararsi in qualche maniera o no? No? Allora, questa è una sorpresa, nel senso che è un metodo molto aperto, molto libero, quindi una persona viene solo portando se stessa, le proprie idee e il proprio sentire e la propria visione della società, proprio perché questa metodologia permette poi di convogliare all'interno di una struttura interna basata su fasi, quindi una fase di decisione dei temi prioritari in un'assemblea e poi la discussione di questi temi in tavoli di discussione, consente di sviluppare durante l'arco della giornata quelli che sono i temi più sentiti e le soluzioni o comunque la definizione delle problematiche che sono state individuate. Per cui una persona può recarsi semplicemente con la voglia di partecipare, la voglia di contribuire a quella che è la costruzione di un programma progressista. E voglio essere chiaro su questo punto. Non è un progetto interno del Movimento 5 Stelle, non riguarda il suo programma, ma una base valoriale di priorità a cui un governo
di stampo progressista deve poi rendere conto. Per questo è aperto a tutti i cittadini. Perfetto, come orario la disponibilità delle persone deve essere esattamente quella oppure può essere variabile secondo i propri impegni, oppure Allora, il metodo prevede che bisogna stare tutto il tempo? noi abbiamo previsto per sabato 16, per chiarire la data, ci troveremo presso il Generale Convention Center dalle 9:30 di mattina, 9:30 si apriranno le porte per poi registrarsi alla reception, con l'evento che partirà alle 10 e culminerà alle 17. È importante partecipare in tutto l'arco della giornata. All'inizio faremo un'introduzione sulla metodologia, quindi alle persone spiegheremo come funzioneranno le varie fasi. Non sono complicate le regole, anzi sono pochissime proprio perché c'è una forte libertà di azione. E alle 17 termina dopo aver svolto alcune fasi di lavoro. È importante cercare di seguirle tutte. Poi non possiamo costringere le persone ovviamente a essere bloccate all'interno del comprensorio, ma noi suggeriamo comunque vivamente di partecipare nell'arco di tutta la giornata. Perfetto, benissimo, ci sono ancora posti disponibili? Allora, ci sono veramente pochi posti disponibili perché abbiamo avuto da subito una forte adesione. E un'altra cosa che anche vorrei sottolineare è che, essendo aperta a tutti, questo ti svelo un segreto, abbiamo fortemente limitato la partecipazione di quelli che potevano essere i nostri iscritti. Ci siamo stati molto attenti a evitare che ci fosse una preponderanza iscritti in movimento, proprio perché noi crediamo che la democrazia partecipativa non abbia colori di partito. Noi vogliamo raccogliere più voci e vogliamo fare in modo che il programma di governo sarà più autentico, radicato e credibile possibile per una coalizione progressista. Per cui vogliamo anche evitare che ci sia un senso unico, un unico colore all'interno di questo percorso. Perfetto, ti ringraziamo moltissimo per essere stato con noi Grazie Francesco Luca a tutti gli Comauli ospiti. e ovviamente buon lavoro per questi ultimi giorni di preparazione e noi, in questo caso sabato 16 maggio dalle 9:30 in poi Convention Center. Grazie ancora Francesco e buon lavoro. Grazie mille, buona serata, a Ciao, presto. ciao.